Buonasera a tutti. Benvenuti a questo incontro, questo webinar che, come avete letto nell'invito che abbiamo mandato a tutti i nostri collaboratori, ma anche alle persone che sono collegate in rete con le ACLI e l'ENEP stesso, e anche sull'invito che vi abbiamo mandato, ha lo scopo di affrontare un tema che è molto caldo, cioè quello dell'assegno unico. Non occorre che ve lo spieghi io, ma lo sapete bene, è in atto una rivoluzione proprio copernicana per questo tipo di sostegno al reddito familiare in rapporto naturalmente al numero dei figli e figli che ciascuna famiglia ha. E questa sera ne parliamo con i protagonisti, o meglio, con le persone che possono sostenere, dare una mano alle famiglie proprio per accedere a questo tipo di servizi. Quindi stasera collegati, a parte il sottoscritto, sono Sandro Dal Piano e sono il direttore della comunicazione e promozione di ANEP Veneto, ne parliamo con Christian Rosteghin, che è vicepresidente regionale delle ACLI, nonché direttore del CAF, del Centro di Assistenza Fiscale delle ACLI di Venezia, con Loris Montagnier, che è il direttore del patronato ACLI per il Veneto, benvenuti, e è presente anche la direttrice, direttore risorse umane di ENAIP Veneto, Sara De Grandi, che al termine dell'incontro ci anche darà alcuni elementi per quanto riguarda anche il lato dell'azienda e quindi anche nel rapporto tra lavoratore e impresa, in questo caso ENAIP Veneto, per accedere a questa novità. Alla fine alcuni elementi, questa trasmissione sarà registrata, per cui daremo poi la possibilità di accedere al video direttamente poi dal canale nostro YouTube, lo metteremo online. Ma un'altra cosa, lasceremo poi alla fine, raccoglieremo attraverso la chat della registrazione, e raccoglieremo le domande che alla fine io porrò 4-5 domande cercando di raggrupparle per temi ai nostri relatori. Io partirei subito, abbiamo un'oretta di tempo, cerchiamo di rimanere nei tempi in modo da finire alle 19:30 circa. Partirei proprio con Christian Rosteghi, il direttore del CAF ACLI di Venezia, che ci introdurrà proprio sul primo step, il primo passo da fare per accedere poi all'assegno unico, che è un documento che magari qualcuno già conosce, ma che assume un ruolo importante per quanto riguarda l'accesso a questo nuovo strumento, che è l'ISEE. Quindi, Christian, se potessi parlarci individuando anche quali sono appunto, se ci sono dei cambiamenti, le modalità per naturalmente accedere, diciamo, al documento dell'ISEE, quali sono i documenti e la procedura necessaria, quali sono anche le scadenze, perché immagino che sono cambiate anche rispetto alle scadenze dell'assegno unico, e naturalmente a chi rivolgersi, l'altro elemento per quanto riguarda dove poter andare, come poter farsi fare l'ISEE, che ricordo un documento essenziale. Buonasera a tutti e grazie Sandro della presentazione. E allora, immagino che molti di voi abbiano già utilizzato nel passato lo strumento ISEE, che è l'indicatore della situazione economica equivalente. È uno strumento che è stato introdotto da oltre 20 anni ed è utilizzato in moltissimi casi, soprattutto in quei casi in cui l'ente pubblico, le università, si sono rese conto come l'elemento esclusivamente reddituale del reddito di una persona rischiava di essere poco o per nulla significativo quando dovevano chiedere delle agevolazioni, perché a volte ci sono delle persone che hanno un reddito più o meno basso, ma che hanno tutta un'altra serie di valori, di elementi che possono in qualche modo andare a condizionare e a rendere poco significativo questo elemento. Quindi lo Stato, appunto, come dicevo, 20 anni e oltre fa, ha pensato di costruire un indicatore
che vada a tenere insieme più elementi e soprattutto, altro elemento fondamentale, che non vada a vedere il singolo individuo come capita quando si fa la dichiarazione dei redditi, il 730 che ciascuno di noi facciamo, dove la persona è presa nella sua individualità, ma è andato a prendere degli elementi del nucleo familiare. Questo perché molte prestazioni e molte agevolazioni vengono riconosciute sicuramente alla persona che ne fa domanda e richiesta e che ne ha quindi diritto, ma con uno sguardo più d'insieme, l'ente pubblico, l'ente erogatore di questa prestazione a tariffe agevolate, va a vedere l'insieme delle persone con il quale questa persona vive, con il quale forma un nucleo familiare. Ecco allora il primo elemento da tenere in considerazione, vale a dire che è un indicatore non individuale ma del nucleo familiare. Per nucleo familiare cosa si intende? Io ho anche preparato delle slide, però non vorrei essere eccessivamente prolisso. Per nucleo familiare si intende generalmente la mamma, il papà e i figli. Cosa può succedere? Due elementi molto comuni ai nostri giorni. Da un lato che nel nucleo familiare, ad esempio, siano presenti anche i nonni piuttosto che gli zii dei fratelli dei genitori. In questo caso il nucleo familiare a cui fare riferimento è nella sua totalità composto anche da queste persone. Quindi subito capiamo come un indicatore si allarga, può allargarsi di molto la composizione, che può avere degli effetti positivi e negativi anche sul risultato economico che andremo a cogliere, perché è naturale che se i due nonni, per esempio, hanno delle pensioni o del patrimonio, come vedremo, importante, il valore ISEE si alza e non di poco. Mentre se hanno una pensione minima, per esempio, o sono in difficoltà o solo uno dei due nonni ha la pensione, ecco che invece l'ISEE si abbasserà perché si aumenta di 2 persone il nucleo familiare e il reddito di riferimento si abbassa. Un altro elemento importante da tenere in considerazione potrebbe essere invece il caso molto delicato dei genitori magari separati o divorziati o delle coppie di fatto. L'ISEE, nel caso in cui, e noi ci limitiamo al caso che stiamo analizzando, cioè funzionale all'assegno universale, quindi per un bambino tendenzialmente minore, in questo caso le coppie di fatto, anche se vivono in nuclei e in appartamenti diversi, essendo la prestazione a beneficio di un minore, devono indicare congiuntamente il proprio reddito e il proprio patrimonio. E questa è una delle grandi differenze e anche una delle grandi differenze che poi vedremo nell'analizzare l'assegno unico. Vale a dire che le coppie di fatto fino all'anno scorso chi richiedeva gli assegni familiari, facciamo l'esempio della mamma, chiedeva e dichiarava solo il proprio reddito. In questo caso, anche se non coniugati, i genitori dichiarano entrambi il proprio patrimonio e il proprio reddito. Perché appunto il figlio è in comune, il figlio è l'oggetto della prestazione agevolata, del contributo, del sostegno, definiamolo un po' come, e quindi gioco forza i due componenti vengono attratti e quindi anche se hanno residenze diverse fanno un nucleo familiare unitario. Diversamente invece nel caso delle persone separate o divorziate, in questo caso facciamo che la custodia, l'affidamento del bambino sia alla mamma, la mamma dichiarerà, aggiungerà al proprio reddito, al proprio patrimonio, l'assegno di mantenimento e potrà in questo modo fare nucleo solamente mamma e bambino, con la componente reddituale aggiuntiva degli assegni di mantenimento per il figlio che le è stato affidato. Per adesso abbiamo sempre parlato di reddito, ma il reddito del 2000, adesso che lo facciamo a febbraio-marzo 2022, reddito 2020. Oltre a questa componente reddituale, l'ISA è importante perché
somma anche il patrimonio mobiliare e immobiliare. Quindi il patrimonio mobiliare intendiamo i conti correnti, i depositi, i titoli di Stato, le assicurazioni riscattabili, e vanno dichiarati nella loro consistenza al 31/12/2020 come saldo finale e la giacenza media sempre dell'anno 2020. Quindi vediamo come si ritorna indietro di un bel po', e questo perché lo Stato in questo modo può abbastanza agevolmente incrociare quanto viene dichiarato dalla persona con quello che risulta nelle sue banche dati che ha raccolto durante il tempo e durante l'anno, perché le poste, le banche, eccetera, eccetera, i vari istituti finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente per ogni singolo codice fiscale quanto risulta nei loro database. Quindi componente reddituale l'abbiamo vista, patrimonio mobiliare, quindi titoli, conti correnti e quant'altro, assicurazioni riscattabili. Poi abbiamo anche il patrimonio immobiliare. Patrimonio immobiliare sono le proprietà, le case, gli appartamenti, i garage, che ciascun individuo del nucleo familiare, quindi la mamma, il papà e anche il minore, se fosse per eredità oppure perché i genitori, il nonno gli ha voluto intestare l'appartamento, dovrebbero ciascuno dichiarare questo bene, questa proprietà, sempre facendo come riferimento il 2020. È importante la definizione. Contrariamente invece, e forse non so se capita, sicuramente, che nel corso dell'anno nasce un figlio e occorre rifare l'ISEE, perché la situazione reddituale, patrimoniale è congelata, fotografata al 2020 in questo caso, mentre la situazione del proprio stato famiglia è quella attuale. Quindi anche se dovesse uscire o per varie cause, per separazione, divorzio, decesso, uno dei genitori, oppure nascere un bambino. Ecco, questa è un po' la composizione dell'ISEE, che immagino che molti di voi già conoscano e abbiano utilizzato per varie finalità. Questo è in estrema sintesi un po' la composizione. Quindi abbiamo il tutto parte dal nucleo familiare di riferimento del bambino, in questo caso, perché è una prestazione per il minore, a cui si agganciano i genitori, gli eventuali altri familiari conviventi nello stesso nucleo familiare, e a questi componente reddituale e componente patrimoniale. Dopodiché ci sono dei calcoli, per esempio, che possono in qualche modo agevolare. Ad esempio, se la casa di abitazione c'è in corso un mutuo, il valore residuo al mutuo al 31/12/2020 può essere portato in detrazione e può abbassare il valore del patrimonio immobiliare. Diciamo che queste tendenzialmente nei CAF, come CAFACLI, nelle varie ACLI Service della Regione Veneto, sono richieste che quando si prende l'appuntamento vengono fatte e viene inviato un elenco sintetico dei documenti richiesti in modo tale da agevolare le persone e non perdere o tralasciare degli elementi che possono in qualche modo abbassare o diminuire il proprio valore, perché ad esempio c'è anche il caso molto frequente di persone che vivono in affitto, ed è ovvio che l'affitto è una di quelle componenti che può essere utilizzata in senso negativo per abbassare il proprio valore, perché se le proprietà aumentano il proprio valore, il proprio patrimonio, gli affitti che una persona paga per la casa in cui risiede abbassa la propria capacità, e quindi l'ISEE ne tiene conto per arrivare ad un conteggio finale di un indicatore che è più vicino possibile alla realtà di una situazione di disponibilità economica della famiglia, del nucleo familiare. Questi sono degli elementi, secondo me, i più importanti per quanto riguarda
l'ISEE e la sua formazione, perché altrimenti dopo bisognerebbe entrare in casi particolarmente specifici, magari dopo sulle domande mi riservo eventualmente, se ci sono qualsiasi tipo di richiesta, di poter in qualche modo rispondere. Grazie Christian perché sei riuscito, come dire, a darci una panoramica. Ecco, sono cambiate le scadenze rispetto anche ai tempi e quindi in vista poi che l'ISEE sia utilizzato proprio per l'assegno unico? Beh, no, grazie Sandro della domanda, perché allora l'ISEE ha valore annuale, quindi dal 1° di gennaio in qualsiasi momento lo si faccia, scade al 31/12 dell'anno, quindi quest'anno, il 31/12 2022, l'ISEE scadrà e non avrà più alcun valore. Quindi possiamo dire che l'assegno unico, in qualsiasi momento si faccia la domanda dal 1° di gennaio in poi, alla base, oppure se uno ritiene di avere un ISEE oltre una determinata soglia, ma dopo Loris entrerà nel dettaglio, deve farlo dal 1° di gennaio dell'anno in cui stiamo parlando, di cui ci stiamo occupando. Quindi molte di noi avevamo ricevuto richieste per farlo già a dicembre, ma era materialmente impossibile. Il lasso temporale è l'anno solare e con esso c'è anche la scadenza dello stesso. Quindi se uno lo fa il 1° gennaio o che lo faccia il 29 dicembre, scade sempre il 31 dicembre di quell'anno. E quindi per poi rinnovare l'assegno universale piuttosto che per qualsiasi altra prestazione agevolata e per accedere a qualsiasi beneficio, deve essere in corso di validità. Quindi di fatto diventa un'operazione ricorrente per le famiglie che dovranno poi successivamente fare la richiesta per l'assegno unico, quindi è una delle incombenze annuali da tenere presente. Assolutamente sì, assolutamente perché come si fa la dichiarazione dei redditi ogni anno dichiarando i redditi dell'anno precedente, l'assegno l'ISEE è lo strumento indispensabile per accedere a qualsiasi a tariffa agevolata, contributo di varia natura, riduzione di spese pubbliche e quindi è uno strumento che sta bene fatto, non dico il prima possibile, ma di sicuro non aspettare la scadenza di qualsivoglia prestazione si debba chiedere, perché si rischia poi più avanti si va con il tempo, di non trovare la documentazione necessaria, che si riferisce già a 2 anni fa, quindi a volte non è così immediato ritrovarsela. Se noi andiamo a settembre, perché magari l'iscrizione all'università scade in quel periodo, e aspettiamo settembre 2022, dobbiamo andare a risalire a molto tempo prima e quindi forse è il caso che da gennaio una persona, un contribuente, un cittadino, cominci a raccogliere la documentazione e alla prima occasione o farlo attraverso il sito dell'INPS che è un po' macchinoso o rivolgersi al CAF di fiducia. Quindi un compito per chi è a casa è quello di tenere traccia e raccogliere tutta la documentazione necessaria una volta avuto l'elenco, ma di farlo per tempo, sapendo che poi sarà utile magari 2 anni dopo. E questa è Certo. la cosa importante. Quindi ecco, l'altro elemento è di avere, come dire, attenzione ai documenti senza dover poi ricostruire tutto ex post e con difficoltà nel recupero degli stessi. Tanto grazie Christian, poi ti ridisturberò per le domande che arriveranno dalle persone che sono collegate con noi. Io passerei la palla proprio a Loris Montagnier, che ricordo essere il direttore regionale del patronato delle ACLI. Ciao Loris, benvenuto. E soprattutto perché hai il compito come dire, di presentarci questa novità, questa rivoluzione, come definivo all'inizio, poco copernicana, che però sembra che sì, è una rivoluzione più che altro nell'approccio e nella modalità, ma che insomma, diciamo, c'è chi è preoccupato nella continuità dell'erogazione rispetto agli assegni familiari e chi invece la vede come sì,
insomma, un documento che comunque non è che cambi molto. Ma cos'è questo assegno unico e qual è lo spirito e soprattutto cosa cambia per le famiglie e per i genitori? Grazie Sandro, buonasera a tutti. Hai detto bene, è una rivoluzione che semplifica, accorpa molti dei fondi che erano già a disposizione delle famiglie, razionalizza l'erogazione di questi fondi, ne aggiunge anche altri. La preoccupazione è capire per ognuno se si andrà a perdere qualcosa in termini di utilità o meno. Gli aspetti sono tantissimi, io cercherò adesso di farvi una panoramica di come funziona l'assegno unico. Magari in un successivo intervento poi andiamo a vedere quali sono alcune criticità e quindi alcune attenzioni da porre. La cosa importante che dobbiamo capire è che la parte complicata è quella che vi ha appena descritto il mio collega direttore del CAF, e cioè la parte reddituale. L'ISEE è uno strumento abbastanza complesso che richiede di mettere insieme molti dati. Invece l'assegno unico è uno strumento molto più semplice perché i dati che vengono richiesti sono pochi e l'INPS poi si preoccuperà di agganciare la dichiarazione ISEE già in suo possesso o che entrerà in possesso successivamente alla domanda di assegno unico e quindi arrivare poi a elaborare l'importo in erogazione mensile. Attenzione, l'assegno unico parte con il 1° quindi fino al 28 di febbraio rimangono in vigore le precedenti prestazioni. Abbiamo tempo per fare l'assegno unico, lo possiamo presentare da gennaio, anche nei mesi successivi a marzo, fino al 30 di giugno per avere retroattivamente il pagamento di quello che ci spetta. Lo vediamo con dettaglio, anch'io ho preparato una piccola, anzi ho ridotto una presentazione, cerco di condividervela per non lasciare indietro dei pezzi. Come dicevo, è una prestazione universale che va a sostituire e accorpare l'ampio ventaglio di provvidenze a sostegno della natalità e della genitorialità. Cioè lo scopo è sostenere le famiglie, far sì che avere dei figli in Italia non sia un problema di tipo economico, ma che questo peso economico sia in parte sostenuto dalla comunità. I soggetti infatti dell'assegno non sono più i nuclei familiari, ma sono i figli. Quali sono i figli per cui viene erogato l'assegno? I figli minorenni, tutti, a decorrere addirittura dal 7° mese di gravidanza, i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni, quindi per tutto l'anno fino ai 20 anni, al 21° anno, viene meno la tutela per questi figli, senza limite d'età per i figli disabili. Per i figli maggiorenni vi è però una precisazione: devono o studiare o lavorare o essere iscritti come disoccupati alla ricerca di lavoro presso i centri per l'impiego oppure essere nella situazione di svolgere il servizio civile universale. L'assegno unico, come dicevamo, viene erogato per i figli minori, però il richiedente deve essere in una situazione di presenza contemporanea, congiunta, di un requisito di cittadinanza, quindi cittadino italiano o di un paese membro dell'Unione Europea, oppure in possesso di un permesso di soggiorno lungo soggiornante o un titolo di soggiorno per lavoro che abbia una durata di almeno 6 mesi. Contemporaneamente deve essere anche residente in Italia e soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito. Se è stato residente in Italia in passato, lo deve essere al momento della domanda e per almeno 2 anni anche non continuativi in passato, oppure essere al momento della presentazione della domanda in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o una durata di almeno 6 mesi. Questi sono requisiti in capo al richiedente.
È composto l'assegno di una quota base e delle maggiorazioni. La quota base si distingue, è di tre tipi. La prima è per i figli minorenni. Questa quota è di 175 euro mensili, che però valgono solamente nelle situazioni di un valore ISEE inferiore o pari a 15.000 euro. Questa quota di 175 euro mensili viene gradualmente ridotta fino a 50 euro in proporzione al reddito ISEE che si possiede. Al superamento dei 40.000 euro di ISEE o nel caso in cui non si sia presentato l'ISEE, il valore viene bloccato a 50 euro mensili. Se il figlio invece è maggiorenne, come dicevo, studente, lavoratore oppure disabile, se il figlio è maggiorenne, chiedo scusa, studente, lavoratore, in ricerca di lavoro o servizio civile, il figlio maggiorenne ha un importo base di 85 euro, anche qui per un valore ISEE di 15.000, che va a calare fino a 25 euro per un valore ISEE di 40.000. Anche in questo caso, in caso di superamento dei 40.000 euro di ISEE o di nessun ISEE presentato, il valore base rimane di 25 euro. Per i figli disabili, i valori sono diversificati in base al grado di disabilità. Quindi al momento della presentazione dell'ISEE o al momento della presentazione della domanda di assegno unico, è necessario avere della documentazione che attesti la tipologia di disabilità del figlio. Vi ricordo che deve essere sempre un figlio cosiddetto a carico, cioè ci deve essere un genitore che presenta l'istanza. La situazione di disabilità comporta importi mensili variabili tra gli 85 e i 105 euro e rimane poi fissa anche al superamento del 21° anno di età in 80 euro mensili. Queste sono le quote base. Su queste si aggiungono delle maggiorazioni che vanno a premiare determinate situazioni. Per esempio, per ciascun figlio superiore al secondo vi è una maggiorazione di un valore tra 15 e 85 euro mensili in rapporto al valore dell'ISEE. I nuclei familiari che hanno 4 o più figli hanno una maggiorazione forfettaria di 100 euro mensili per nucleo. Altri elementi che vengono considerati come maggiorazione sono quelle situazioni in cui vi sono entrambi i genitori che sono titolari di un reddito da lavoro dipendente, reddito da pensione, reddito da lavoro autonomo, sono tutti considerati redditi da lavoro o equiparati. In questo caso la maggiorazione per ciascun figlio minore è di 30 euro per un valore ISEE di 15.000 euro, fino a ridursi gradualmente a 0 per l'ISEE pari o superiori a 40.000 o in caso di ISEE non presentato. Ulteriore maggiorazione è quella che riguarda i nuclei familiari in cui la madre abbia un'età inferiore ai 21 anni. In questo caso la maggiorazione fino al 21° anno della madre è di 20 euro mensili per ciascun figlio. Ulteriore maggiorazione cosiddetta di salvaguardia è per cercare di far sì che quei nuclei che nell'anno precedente percepivano gli assegni al nucleo familiare e nel contempo hanno un ISEE inferiore ai 25.000 euro, per far sì che questi nuclei non percepiscano, per effetto del cambiamento delle norme, un importo minore con l'assegno unico universale rispetto a quanto percepivano prima in termini di detrazioni fiscali e di assegno al nucleo familiare. Da quando decorrono i benefici? L'ho detto all'inizio, l'ISEE si può fare dal 1° gennaio, anche la domanda di assegno unico si può fare dal 1° gennaio, il valore dell'assegno parte con un'annualità posposta dal 1° di marzo di ogni anno fino al 28 febbraio dell'anno successivo. Quindi diciamo che i primi 2 mesi sono una specie di cuscinetto per permettere a tutti di avere la possibilità di costruire un ISEE. Se la domanda viene presentata
nei mesi di gennaio e febbraio, l'assegno partirà immediatamente da marzo. Se la domanda viene presentata entro il 30 di giugno, l'assegno verrà pagato da luglio, ma con gli arretrati dal 1 di marzo. Attenzione, se la domanda viene presentata dopo il 30 di giugno, l'assegno parte dal mese successivo al momento in cui è stata presentata la domanda. Qui veniamo alla prima grande differenza rispetto agli assegni familiari. Gli assegni familiari, gli assegni al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti, ci avevano abituato alla possibilità di godere degli arretrati anche nel caso in cui presentassimo domanda con molto ritardo, anche di anni, fino a 5 anni indietro. Qui invece abbiamo la necessità di essere tempestivi nella domanda. Quindi il primo momento di scadenza è il 30 di giugno. Dopo questa scadenza non possiamo più recuperare le mensilità precedenti dell'assegno unico e questo vale ogni anno. Quindi è molto giusto il consiglio che dava prima Cristian Rosteghin: fate presto l'ISEE, fate anche presto la domanda di assegno unico, perché nei mesi estivi i CAF soprattutto saranno molto impegnati nei dichiarativi fiscali. Trovarsi in quei mesi a cercare di fare un ISEE potrebbe comportare un ritardo nel pagamento poi dell'assegno e anche la perdita di alcune mensilità. Come dicevo, per i figli minori l'erogazione dell'assegno comincia fin dal 7° mese di gravidanza. In questo caso l'assegno va richiesto in caso di prima nascita o integrato entro 120 giorni dalla nascita del figlio. In questa maniera si potrà percepire anche il pagamento delle quote fin dal 7° mese di gravidanza. Una particolarità dell'assegno che viene pagato per i figli a carico, attenzione, non è incarico fiscale ma è carico ai fini ISEE, quindi i figli presenti nell'ISEE, è che può essere chiesto in maniera ripartita tra i due genitori, anche se non sono conviventi. In pratica il 50% di quanto spetta per il proprio figlio va a ciascuno dei due genitori, che però possono in accordo chiedere che l'intero importo venga pagato al richiedente, cioè chi presta la domanda per primo, oppure possono d'accordo richiedere nella stessa domanda il pagamento ripartito al 50% per i due genitori. È sufficiente che uno dei due genitori faccia la domanda e indichi i parametri di pagamento anche dell'altro genitore. Se non vi è accordo, il genitore che fa la domanda per primo richiede il proprio 50%, mentre l'altro genitore deve collegarsi alla domanda già presentata e richiedere il proprio 50%. Attenzione, non è banale questa cosa, perché sarà necessario collegarsi al sito INPS attraverso il proprio SPID, oppure rivolgendosi al medesimo patronato che ha fatto la prima parte di domanda e andare a variare le modalità di pagamento. Se non vi è accordo, il secondo genitore può anche andare a modificare quello che ha indicato il primo genitore, con queste attenzioni appunto di avere o uno SPID proprio oppure di collegarsi tramite lo stesso patronato che ha presentato la prima istanza. Le modalità con cui viene erogato, e qui c'è un grosso cambiamento rispetto al passato, sono un pagamento diretto da parte dell'INPS sul conto corrente bancario, indicando l'IBAN, oppure sul conto corrente o libretto postale, su un conto corrente estero di area SEPA. In questo caso bisognerà aggiungere anche una dichiarazione della banca, perché non è un dato che l'INPS riesce a controllare automaticamente, su una carta di credito o di debito dotata di IBAN, oppure per importi inferiori ai 1.000 euro, anche in contanti presso uno sportello postale con bonifico domiciliato. L'istruttoria è quasi tutta automatizzata. Non le abbiamo ancora viste queste istruttorie. È un prodotto esclusivamente di quest'anno, non abbiamo neanche molte indicazioni da parte dell'istituto. Tutte le domande presentate finora le vediamo ancora in una fase di istruttoria. Cosa significa? Che l'INPS farà un incrocio tra i dati che vengono dichiarati dal richiedente nella domanda e quelli che sono presenti nella propria banca dati, cioè
incrocerà i dati dei figli con la loro presenza in un ISEE e sulla base di quell'ISEE calcolerà le quote base, calcolerà gli aspetti anagrafici, cioè quanti sono i figli minori, quanti anni hanno i genitori, e sulla base di questo calcolerà le maggiorazioni. Nel caso di alcune maggiorazioni farà fede le dichiarazioni del richiedente, per esempio il caso in cui si chiede la maggiorazione di salvaguardia sul valore ISEE e sul fatto di aver percepito l'assegno familiare l'anno precedente, oppure sul fatto che i genitori lavorino entrambi. In questo caso l'INPS andrà a verificare chiaramente i propri database sulla base dei contributi versati. Dopo tutto questo processo automatizzato, noi pensiamo che vedremo le prime erogazioni con la metà di marzo. Potrebbe poi essere che ci siano successivi controlli sulle dichiarazioni fatte e quindi che alcune domande poste in erogazioni vengano poi rielaborate a seguito di verifiche più stringenti. Nel caso in cui l'ISEE sia presentato successivamente alla domanda, l'INPS ha dichiarato che lo andrà a collegare alla domanda già presentata con un valore retroattivo se l'ISEE viene presentato entro il 30 di giugno, oppure a partire dal mese successivo al momento in cui viene presentato l'ISEE. Vi è una particolarità che riguarda quei nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è anche questo basato sull'ISEE ed è un assegno erogato per sostenere le situazioni economiche più complicate. In questo caso la quota figli presente nel reddito di cittadinanza viene integrata della quota di assegno unico universale e quindi questi nuclei vedranno aumentare il valore del proprio importo del reddito di cittadinanza e non devono, anzi non possono presentare domanda di assegno unico. Una delle dichiarazioni che si fa nel momento in cui si presenta la domanda di assegno unico è di non percepire il reddito di cittadinanza, che essendo erogato direttamente dall'INPS potrà averne contezza immediata. Ultima cosa di cui vi volevo parlare sono le prestazioni soppresse, per fare un chiarimento che sicuramente è importante. Quei nuclei familiari che hanno già in godimento l'assegno al nucleo familiare se lo vedranno in pagamento anche per i mesi di gennaio e febbraio. Questo termina però con il febbraio del 2022. Dopodiché la prestazione di assegno familiare per i figli non è più richiedibile. Non sarà quindi necessario rinnovare nessun tipo di autorizzazione nel caso di nuclei di genitori non coniugati e non si dovrà presentare domanda all'INPS o presso i patronati a partire da luglio dell'anno prossimo. Quello che si deve fare in sostituzione a questo è la domanda di assegno unico. Normalmente gli importi dovrebbero essere più favorevoli, però attenzione, è cambiato il parametro economico di riferimento. Mentre prima era un parametro reddituale che valeva per i genitori coniugati di figli e quindi era il nucleo familiare titolare dell'assegno, adesso il parametro è quello dell'ISEE, che è stato spiegato prima, che va in realtà a vedere i redditi del nucleo familiare indipendentemente dal legame. Nell'ISEE possono esserci degli elementi delle altre persone che non sono i genitori, mentre prima queste persone erano escluse. I genitori non coniugati nell'assegno al nucleo familiare non presentavano congiuntamente i redditi, ma solamente uno dei due genitori richiedeva e quindi una parte dei redditi poteva essere esclusi. Quindi questo fa sì che possono esserci delle differenziazioni. Come differente è anche il trattamento dei figli. Alla lettura che diamo adesso, che è prevista dalla norma, e aspettiamo di capire se è diverso da così nelle interpretazioni del Ministero, i figli all'estero non godono dell'assegno unico universale perché non sono presenti a carico ai fini ISEE, non sono nella dichiarazione ISEE e quindi non sono soggetti per cui vi è il pagamento di questo assegno, mentre negli assegni al nucleo familiare
questi figli godevano di questo beneficio limitatamente ai paesi per cui vi era una convenzione. Queste sono alcune delle differenze. Un altro beneficio che viene meno è quello della detrazione per i figli a carico fino ai 21 anni. Questa rimane in busta paga, ma so che poi Sara ve ne parlerà, e rimane per i figli di più di 21 anni, ma termina con marzo. Così come sono terminati col 1° gennaio la possibilità di chiedere il bonus bebè, cosiddetto cosiddetto bonus bebè, cioè un assegno della durata di un anno per i figli nati nell'anno, vale ancora per i nati nel 2021, ma non vale più per i nati nel 2022, come anche il premio alla nascita, cioè un importo, una tantum che veniva dato al momento della nascita. Questi sono dei prodotti che spariscono definitivamente, abrogati. Rimane, attenzione, il bonus nido, solamente che qui dobbiamo attendere che l'INPS dia la possibilità di presentarlo per il 2022, perché questa possibilità al momento è ancora bloccata. Però è una prestazione che rimane anche per gli anni a venire. Ho fatto una carrellata molto veloce, so che ci sono delle domande e poi magari faremo altri approfondimenti. Grazie Loris, sei stato nei tempi e devo dire che è chiaro che l'argomento è come dire, complesso e che cambia notevolmente l'approccio anche che avevamo al prodotto, diciamo, al tipo di sostegno che ricevevano fino a ieri le famiglie con figli. È stato chiarissimo anche Christian Rosteghin per quanto riguarda il documento di accesso a questo nuovo diritto di sostegno al reddito per le famiglie con figli. Ecco, io adesso coinvolgo Sara De Grandi, che ricordo essere appunto il direttore delle risorse umane di ENAIP Veneto, dal lato dell'impresa, in questo caso ENAIP, impresa sociale. Tra i partecipanti abbiamo la stragrande maggioranza sono dipendenti di ENAIP o collaboratori. Ecco, cosa cambia? Visto che anche Loris proprio in questo percorso di avvicinamento all'assegno unico ha detto che alcune cose cambieranno anche rispetto alle incombenze che l'azienda o le aziende in generale, la nostra impresa sociale, ha avuto fino a ieri. A te la parola. Beh, intanto buonasera a tutti e mi permetto anche di associarmi a Sandro per la chiarezza e i complimenti per la chiarezza a Christian e Loris. E effettivamente sì, cambiano le cose anche per noi, come in qualunque altra azienda, per cui gli assegni a nucleo familiare in ENAIP sono sempre stati, la domanda è sempre stata portata direttamente in azienda, per cui noi abbiamo lavorato su questo strumento con i nostri colleghi anno per anno e così non sarà più, nel senso che, come diceva anche prima Loris, con la mensilità di febbraio anche i nostri dipendenti non avranno più un rapporto con noi direttamente, ma avranno un rapporto con l'INPS che erogherà direttamente nel loro conto corrente l'importo attraverso, come ci hanno spiegato i colleghi, la presentazione dell'ISEE e la presentazione della domanda all'assegno unico. Per cui per me è molto importante che questo messaggio passi chiaro. Abbiamo ovviamente già fatto tutte le operazioni che dovevamo per avvisare tutti quanti, ma è importante che il messaggio passi chiaro. Dal 1° marzo, quindi con la mensilità di marzo in erogazione il 10 di aprile, l'azienda non erogherà più gli assegni a nucleo familiare. Per aiutare e sostenere i colleghi, sempre gli amici delle ACLI ci stanno anche aiutando con uno sportello che è qui posizionato sulla sede della direzione generale tutti i venerdì, per cui sarà possibile per i colleghi
organizzarsi, prendere l'appuntamento e venire per depositare tutta la documentazione, far fare l'ISEE e contestualmente anche inviare direttamente la domanda di assegno unico universale. Grazie anche a questa ultima precisazione per quanto riguarda questo servizio che è stato, come dire, messo in campo grazie alle relazioni e all'accordo con le ACLI, che ricordo essere anche l'associazione mamma che ha fatto nascere la nostra impresa sociale 70 anni fa. È anche vero che per chi viene o è collegato da più lontano, non so, dal bellunese piuttosto che al veronese, eccetera, ricordo sempre che gli sportelli sia del patronato che delle ACLI sono diffusi in tutte le province del Veneto, e sia Christian, che ha questo ruolo anche di coordinamento a livello regionale del CAF, che Loris, che è direttore regionale del patronato, oltre a operare nelle proprie singole province, che in questo caso per tutti e due è Venezia. Ricordo, ecco, che i punti, gli sportelli sono diffusi in tutta la regione del Veneto, e quindi chi lo desidera può rivolgersi direttamente. Trovate, correggetemi Christian e Loris se dico un'inesattezza, ma anche sul sito delle ACLI o sui siti delle ACLI provinciali tutti gli indirizzi, i numeri di telefono e anche i numeri per la prenotazione, il centro unico di prenotazione che ogni provincia ha per gli appuntamenti. Anzi, non so se tu Christian piuttosto che Loris, poi passerei alle domande che nel frattempo ho cercato anche di mettere assieme, ne ho 4-5 per voi. Ecco, se ricordate anche il meccanismo di prenotazione, come avviene, giusto anche perché abbiamo, se non ricordo male, mi dicevate anche prima, che in tempi brevi una mole di domande importanti da gestire. Non so chi vuole rispondere. Il meccanismo, dico brevemente, è abbastanza semplice per tutte le province. Un numero di telefono unico tendenzialmente per la provincia, si parte dall'ISE e poi in quella stessa circostanza e occasione viene prenotato o fatto contestualmente in alcune realtà, o al massimo viene dato in quella stessa circostanza, quindi senza richiamare, viene dato l'appuntamento per l'assegno unico. Perché viene dato a volte successivamente? Perché così si ha la certezza del valore stesso del risultato ISEE, e quindi anche quelle clausole di salvaguardia che prima citava Loris circa la garanzia di non andare sotto alcune soglie, in alcuni casi potrebbe essere decisamente più significativo avere il dato certificato da parte di INPS, in modo tale da non rischiare di fare delle domande inesatte nel volume dell'assegno che poi si andrà a percepire e a richiedere. Approfitto di dire una cosa, Sandro, prima delle domande. Sì. Sara parlava giustamente della componente ANF e assegno unico. Quest'anno, dal 2022, c'è stata anche una grande riforma fiscale che ha visto eliminare il cosiddetto bonus Renzi e il cosiddetto bonus trattamento integrativo, che erano due voci importanti delle buste paghe di tutti quanti noi, vale a dire gli 80 e in alcuni casi 100 euro che mensilmente venivano, e c'era proprio una voce specifica che molto palese in busta paga. Con il 2022 il ridisegno delle aliquote e degli scaglioni fiscali ha conglobato e eliminato questa voce, anche perché sono state rimodulate le detrazioni da lavoro dipendente che ciascuno di noi ha nella stessa busta paga. Quindi ci sarà anche questa sorpresa di non vedere più nelle buste paga la voce bonus Renzi, legge, eccetera, eccetera. E non perché sia stata eliminata dal punto di vista sostanziale, ma è stata rideterminata gli scaglioni, le aliquote. È rimasto in vigore questo contributo integrativo, questo trattamento integrativo, solamente per i redditi al di sotto e fino a 15.000, e poi è stato mantenuto con alcune condizioni per i redditi che vanno da 15.000 a 25.000 euro.
Anche qui immagino che l'ufficio personale di Enel abbia comunicato di prestare particolare attenzione a questo elemento reddituale, perché una persona può richiederlo, perché magari pensa di avere un reddito che entra in queste categorie. Il problema potrebbe manifestarsi nel momento in cui la stessa persona avesse dei redditi extra lavoro, banalmente la casa in cui vive o la seconda casa in montagna, oppure delle piccole grandi collaborazioni. Il mio consiglio è che per evitare di restituire i soldi in un'unica soluzione, chi è al limite di queste fasce di reddito possa in qualche modo recuperare questo contributo integrativo in sede di dichiarazione dei redditi, al fine di evitare di restituirlo e quindi avere in un'unica soluzione la restituzione di cifre anche piuttosto importanti. Però insomma, ecco, valutatela bene, so che siete stati, che i dipendenti Enel, così come quelli delle aziende serie, sono stati informati, fate una valutazione importante e attenta, perché altrimenti si rischia poi di restituire cifre in un'unica soluzione e quindi con un danno di liquidità non a volte significativo. Hai fatto bene a sottolineare questo perché quindi tempestività nel presentare le domande, dall'ISEE fino chiaramente all'assegno unico. Questa attenzione a archiviare o comunque mantenere in ordine la documentazione utile, e poi questa grossa novità dell'erogazione che non avviene più attraverso appunto l'impresa, l'azienda per cui un dipendente lavora, ma quindi l'erogazione degli importi direttamente attraverso i mezzi che prima Loris aveva descritto, in conto corrente o comunque in altre forme. Quindi cambia proprio anche il rapporto, che è diretto in questo caso, tra Stato, INPS e il cittadino. Io passerei ho provato, come vi dicevo prima, a raggruppare alcune domande, ne ho 5-6, voglio rimanere nei tempi, quindi questi ultimi minuti prima di salutarci cerco di porle. Ecco, ne ho la prima, di porle a ciascuno di voi. La prima riguarda proprio l'assegno unico, ecco, che va presentato entro marzo 2022. Chiedono, uno dei colleghi, se ha efficacia retroattiva, cioè nel senso che se questa si riceverà anche per la parte di contributo anche per i mesi, visto che parte da marzo, gennaio, febbraio, o comunque se è parametrato solo da marzo in avanti. In parte l'avevi accennato, Loris, però è meglio, come dire, sottolineare questa cosa. Sì, così ampliamo anche il ragionamento. Allora, l'assegno unico stabilmente anche nei prossimi anni partirà sempre da marzo. Per quest'anno viene prorogato quanto era già previsto dalla normativa previgente, quindi l'assegno al nucleo familiare, le detrazioni. Tanto che si possono ancora chiedere gli arretrati degli assegni al nucleo familiare. Quindi anche nei prossimi mesi, se qualcuno si è accorto di non aver chiesto i mesi da luglio 2021 a febbraio 2022, lo può ancora fare, anche per arretrati fino a 5 anni. Invece l'assegno unico richiesto in quest'anno partirà in pagamento dal 1° di marzo. L'INPS ha dichiarato che le domande presentate entro febbraio dovrebbero essere messe in pagamento tra il 12 e il 20 di marzo e così via nei mesi successivi, con diritto ad arretrati se la domanda di assegno unico è stata presentata entro il 30 di giugno. Se qualcuno si dimentica e presenta la domanda a luglio, il primo assegno utile pagato sarà quello di agosto e poi continuerà fino a febbraio dell'anno successivo e così via anche nei prossimi anni. Invece per gennaio e febbraio 2022, proroga di assegno al nucleo familiare, proroga anche per quei nuclei che l'avevano dell'assegno temporaneo per i figli, che era la misura ponte istituita a luglio scorso per quei nuclei familiari che non potevano godere dell'assegno al nucleo familiare, che riguardava soprattutto i nuclei di lavoratori dipendenti, e che viene sostituito adesso pienamente dall'assegno unico universale che riguarda i nuclei familiari
di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, incapienti e quant'altro. Quindi sottolinea ancora l'importanza della tempistica nel rispetto, quindi nella presentazione delle domande. Una domanda che qua riguarda l'ISEE, quindi mi rivolgo a Christian. Hai già risposto in parte anche in maniera precisa, però se ci sono altri elementi da sottolineare, era questa: nella costruzione dell'ISA, a quali redditi si fa riferimento? L'avevi anche detto all'inizio, ma rispetto all'elenco che così avevi accennato, quali sono le attenzioni a questo punto sugli specifici redditi che vanno a comporre il complessivo per la presentazione dell'ISEE? Se no la ritengo già risposta, ecco. Diciamo, allora, i redditi sono quelli del 2020 che vengono quindi dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2021. Occorre fare attenzione, ecco, se vogliamo specificarlo, che ci sono dei redditi che nel modello 730 o nel modello redditi non vanno dichiarati e che invece è il caso di dichiararle. Ci sono alcune borse di studio, per esempio, che sono esenti e che invece fanno ai fini ISEE, devono essere aggiunte per fare questa valutazione più complessiva, oppure alcune prestazioni, alcuni contributi straordinari che vengono dati dai comuni, che vengono anche questi inseriti nella dichiarazione ISEE. Oppure, prima parlavamo della composizione dei nuclei familiari, tra virgolette, atipica, nel senso nel momento in cui ci fossero delle coppie separate o divorziate, in cui uno dei due coniugi passa gli alimenti per il mantenimento dei figli. Ecco, quello è un reddito, tra virgolette, che non va dichiarato in dichiarazione dei redditi, ma che invece va inserito nel modello ISEE, sempre relativo al 2020, ma anche quello è un ulteriore elemento che fotografa in modo più pieno la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Bene, grazie per queste precisazioni che vanno ad arricchire quanto avevi detto precedentemente. E poi una domanda molto concreta, Loris, che è un esempio di fatto di una collega che scrive: quali sono le quote dell'assegno per una famiglia con 3 figli minori? Quindi magari una Sì, domanda tipo, ecco, no, chiaramente no, dopo certo, ciascuno. ed è vero, l'assegno sembra molto semplice, però comporta un po' di calcoli. Per aiutarci a capire la congruità di quanto andiamo a percepire, l'INPS ha messo in linea un simulatore dell'importo dell'assegno. Lo potete cercare molto semplicemente con un motore di ricerca, è una pagina ufficiale INPS in cui è possibile inserire dei dati anonimi e capire quant'è l'importo che ci aspetta. Nel caso che mi chiedevi di 3 figli minori, l'importo è costituito da una quota base, che però è influenzata dall'ISEE di quel nucleo familiare, e poi da delle maggiorazioni. In questo caso 3 figli minorenni per un ISEE inferiore o pari a 15.000 euro, diciamo senza figli disabili e consideriamo magari entrambi i genitori che hanno dei redditi da lavoro, l'importo simulato dall'INPS è di 700 euro, ma siamo nel caso dei redditi ISEE più bassi. Se fossimo nel caso di un valore ISEE mediano di 25.000 euro, 3 figli minori portano l'assegno a 486 euro mensili. Se invece andiamo sul limite superiore, cioè nessun ISEE presentato o superiore ai 40.000 euro, ecco che andiamo all'importo minimo con 3 figli minori che è di 165 euro. Quindi, come abbiamo visto, un'enorme variabilità perché dipende dal valore ISEE. L'ISEE va fatto, se si è in una fascia mediana, è quello che dà diciamo, il valore concreto alla prestazione. Sì, grazie, perché con questo hai chiarito come questa variabilità proprio dipende dalle soglie di reddito e quindi anche dall'ISEE con cui vengono certificate. Altro elemento
un collega che scrive questo, che tra l'altro è un caso che credo riguarda proprio appunto questo collega. Dice, ho richiesto l'ISEE, ho fatto il precompilato, è effettuata già la richiesta di assegno unico direttamente sul portale dell'INPS, quindi attraverso gli strumenti messi a disposizione dell'INPS. Nel frattempo è cambiata la situazione del nucleo familiare. Quindi cosa dovrò fare? Rifare l'ISEE togliendo, non so, in questo caso la figlia che non era inserita nell'assegno unico, perché è un caso legato appunto alla presenza di questo componente familiare. E per effetto di questa variazione dovrò rifare di nuovo la domanda o in automatico il sistema riconosce il tutto? Allora, Quindi la domanda credo riguardi in parte Cristian, in parte te, Loris, non so come volete rispondere. andando in ordine, il primo step è fare un ISEE corretto e quindi aggiornandolo con la situazione del nucleo familiare in cui uno o la figlia non ne fa più parte. Quindi rifacendolo occorrerà eliminare la componente di reddito e la componente anche patrimoniale dei dati della persona uscita. E quindi poi si ricalcola l'INPS, rimette a disposizione un nuovo ISEE con un nuovo valore. E invece per la parte relativa all'assegno unico? Sì, allora, se la figlia non era minore o comunque aveva, diciamo, non era in una situazione di essere compresa nella quota di assegno unico pagato, perché, che so, sopra i 21 anni oppure con un reddito di lavoro superiore o non studente, l'assegno unico non va modificato. Va modificato, anzi, si può modificare nel momento in cui entra un nuovo figlio che non è conosciuto dall'INPS, quindi una nuova nascita. Il figlio che esce per superamento dei limiti di età viene ricalcolato nell'assegno in automatico. C'è da dire che nella norma, rispetto al vagliare dell'ISEE, vi è una, diciamo, una considerazione di base che l'ISEE dovrebbe essere corretto, ma non c'è una sanzione a riguardo. Quindi può essere conveniente per il nucleo correggere l'ISEE perché escono dei redditi e quindi il valore dell'ISEE si alza. E allora in quel caso può esserci un effetto non tanto sui componenti della domanda, ma sull'importo della domanda che va in pagamento. Quindi tu consigli comunque, ecco, di... Non so se consigliarlo perché effettivamente cambia anche la scala di equivalenza e quindi se la persona che esce era a reddito zero, l'ISEE potrebbe essere meno favorevole. Ok. L'aggiunta che posso metterci è anche quella dell'ISEE corrente, che è un altro strumento di, diciamo, di attualizzazione del valore ISEE che riguarda quei nuclei che hanno un cambiamento significativo sui redditi rispetto al 2020. È un EISE che si può fare, potrà spiegarlo forse meglio Cristian, solamente da aprile in poi e si devono presentare redditi, diciamo, di valenza immediata, che ha un senso fare se effettivamente sono molto cambiati rispetto alla precedenza. Bene, io chiuderei, prima di chiudere, insomma, con una domanda. Ma se io dovessi aver bisogno appunto di rifare l'ISEE piuttosto che poi proseguire con la domanda dell'assegno unico e volessi prendere un appuntamento, voi avete detto che ogni sede ha un proprio numero con un centro di prenotazione. Ma se volessi farlo io che sono appassionato di digitale via internet, cosa mi consigliate di fare? Beh, per quanto riguarda l'ISEE è possibile a Venezia come in tutte le altre province del Veneto poterlo prenotare anche online collegandosi alla nostra procedura, soprattutto se si è iscritti a MyCAF, che è un gestionale che può raccogliere tutto l'archivio del singolo individuo, del singolo contribuente, e così facendo anche si ritroverebbe
senza problemi di perderle, tutte le dichiarazioni fatte con noi negli anni passati. Oppure telefonicamente o scrivendoci una mail, insomma, gli strumenti sono tanti. Ecco, consiglierei di telefonare, così per evitare code, di telefonare il lunedì mattina alle 9, 9 e mezza. Quello lo eviterei perché, però se uno chiama il lunedì pomeriggio, il martedì, insomma, come in tutti gli uffici, per fortuna abbiamo molto lavoro, ma cerchiamo anche di rispondere abbastanza agevolmente. Abbiamo anche la possibilità di un risponditore automatico che funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in cui si può prenotare l'ISEE in modo automatico. Quindi, insomma, le vie ci sono, con un po' di pazienza, come sempre. Ecco. Puoi ricordare per cortesia l'indirizzo di MyCAF? Beh, è un sito, ci si può iscrivere, è mycaf.it, www.mycaf.it, ci si può accreditare e da lì poter quindi accedere a questa banca dati in cui si vedono le dichiarazioni fatte con Cafacli, ai modelli ISEE, e si può anche prenotare un appuntamento scegliendosi la sede e l'orario più opportuno. Per quanto Bene. riguarda l'assegno unico, non è necessario prenotare l'appuntamento in quanto l'operatore con cui presenterete la domanda, la dichiarazione ISEE, vi fisserà successivamente l'appuntamento seguente. Questo vale per tutte le province del Veneto con modalità un po' diverse, ma tutte le province si prenderanno in carico dell'eventuale domanda di assegno unico nel momento in cui si fa la dichiarazione ISEE, quindi senza dover richiedere un nuovo appuntamento telefonando, organizzandosi. Grazie per queste due precisazioni, anche per l'ultima, perché appunto anche per sfavorire la presentazione comunque delle domande è stato fatto proprio questo, mi dicevate, cioè quello di unire in un unico appuntamento due pratiche di fatto, e già prevedendo l'appuntamento eventualmente successivo per l'assegno unico. Ecco, noi abbiamo sforato un po' i tempi di 8 minuti, comunque l'argomento non è di semplice lettura, bisogna anche, come dire, farci un po' l'abitudine. Chiaro che è cambiato il rapporto complessivo per quanto riguarda il contribuente percettore della famiglia che percepirà l'assegno unico rispetto a chi poi materialmente erogava dall'azienda, si è spostato appunto allo Stato e all'INPS. Ecco, io chiuderei qui. Io vi ringrazio, innanzitutto ringrazio coloro che sono intervenuti, quindi Loris Montagnier, che ricordo essere direttore regionale del patronato, così come anche Cristian Rosteghin in qualità di direttore del CAF di Venezia e di vicepresidente regionale delle ACLI. Naturalmente anche Sara De Grandi, che ha chiarito anche qual è il rapporto che cambia radicalmente tra dipendente e azienda, in questo caso la nostra impresa nella quale anch'io lavoro, oltre che per carità avere responsabilità anche nella parte del CAF, ma è il mio datore di lavoro principale, anzi l'unico. E detto questo, ricordo che questa registrazione che abbiamo fatto di quest'ora che abbiamo passato assieme sarà resa disponibile una volta anche fatto un po' di post produzione, verrà resa disponibile sui canali YouTube di ENAIP Veneto e credo anche poi successivamente sul sito delle ACLI. Io non ho che da ringraziarvi, siete stati chiarissimi. Naturalmente un'ora non è sufficiente magari a chiarire tutti i dubbi e anche e soprattutto le singole situazioni personali che ciascuno ha rispetto alla percezione appunto del reddito e quindi dell'assegno unico. Con questo ci risentiremo se ce ne sarà la necessità anche con altri webinar. Io non ho che da salutarvi, che da ringraziarvi e quindi credo che ci risentiremo a breve. Grazie, buona serata e a presto. Grazie Cristian, grazie Sara. Grazie Eneip. Grazie Loris. Grazie. Arrivederci a tutti. Ciao. Grazie, arrivederci.